Alessandro Calao, non è facile commentare questa gara, una sconfitta dopo una bella prestazione, in vari momenti siete partiti molto bene, poi avete subito il gol, avete reagito fino all'intervallo, alla ripresa vi siete fatti infilare il 2-0, poi c'è stata la riapertura della gara grazie al tuo gol, loro in inferiorità numerica e come spesso accade quel vantaggio diventa uno svantaggio perché avete subito il gol. Hai già detto tutto, confermo, confermo. È stata una gara molto equilibrata, secondo me. Loro molto bene al primo tempo, ci hanno trovato impreparati e ci hanno fatto gol in una palla inattiva. Però era una partita equilibrata, in mezzo al campo era giocata bene, abbiamo avuto qualche occasione anche noi al primo Siete andati tempo. diverse volte al tiro con Sì, Fabio Cocco. abbiamo avuto qualche infortunio, ha cambiato un po' la mentalità della squadra, perché comunque sono state delle assenze pesanti. Secondo tempo, non so, 2 minuti forse ci ritroviamo sul 2-0 e niente, dopo quando siamo rimasti col vantaggio numerico, diciamo, abbiamo macinato, abbiamo fatto il gol, forse meritavamo anche il pareggio in più occasioni, ci abbiamo Ecco, provato c'è in tutti stato i quel modi. frangente tra il tuo gol e quello subito, che poi di fatto vi ha Sì, tolto sì, le sì, speranze. sì, sì, sì. Poi una volta subito il 3-1 diciamo che ha spento l'entusiasmo e ci ha spezzato un po' le gambe. E così, il calcio è così, ci sono degli episodi che un po' strani, e così, non ha girato bene oggi, perché in altre occasioni magari sono partite che riesci a pareggiare. Ecco, tu hai citato i due infortuni, Steri a metà primo tempo, Emerson nel finale, poi hai resistito fino all'intervallo. Proprio quei due giocatori, l'esperienza sarebbe servita quando eravate 11 contro 10, perché lì bisogna fare la giocata giusta e non magari buttarsi, perché ti abbiamo visto cantare, portare la croce, hai fatto un intervento difensivo come uno scatto, ti abbiamo visto in avanti a cercare due pari. Ci abbiamo provato, sì, ma le assenze di Ale e M sono importantissime. Però, ripeto, secondo me anche chi è entrato ci ha dato una grossa Certo. mano perché abbiamo fatto quello che in queste occasioni serve fare. Quindi abbiamo girato la palla, abbiamo messo dei cross, provavamo ad aprirli. Non era facile perché loro si sono chiusi bene dietro, hanno un uomo in meno, quindi niente. Però c'è da fare i complimenti all'Ossese perché comunque è una buona squadra, organizzata, è una società che da anni ha un progetto indirizzato sul salto di categoria, c'è poco da nascondere, una squadra che qualche anno fa ha fatto i playoff, è sempre arrivata ai playoff nazionali, ha fatto sempre i playoff regionali, quindi insomma avevamo davanti una grande squadra, i giocatori insomma sono giocatori importanti perché sono giocatori anche di categorie superiori, quindi Tra l'altro chi ha fatto il treno lo conosci bene, no? assolutamente sì, ne conosco tanti, quindi insomma una buona squadra. Complimenti a loro perché è una squadra che mi è piaciuta tanto. Ripeto, c'è un po' di rammarico Ecco, perché Alessandro, il rammarico si vede, si percepisce anche, si vedeva dal campo durante la partita, perché? Perché a parte che nessuno ci tiene a perdere, ma soprattutto volevate accontentare il pubblico che vi ha dato una grossa mano, vi ha spinto alla ricerca del gol, del pari, di tutto. sì, 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 hai detto bene. Noi lavoriamo in settimana perché, come hai detto tu, nessuno ci tiene a perdere, quindi tutti vogliono vincere. In più Nuoro è una piazza che ti dà tanto dal punto di vista del pubblico, ci sono i tifosi, quindi abbiamo un sostegno importante. La delusione raddoppia perché tu entri dentro gli spogliatoi e pensi anche a quelle persone che se ne sono andate deluse. Se sbagli magari eh, il- ti rimane dentro questa cosa, è un dispiacere grande. In primis per noi, per la squadra che lavoriamo tutta la settimana, per la società e il pubblico però fa parte di noi ce lo sentiamo dentro. Però a volte le partite possono finire con i fischi, invece sono finite con gli applausi, quindi hanno riconosciuto il vostro grande impegno. Sì, 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 questa è una dote che non hanno tutti. Il pubblico oggi ci ha dato una grande mano, ci ha applaudito alla fine, qualche volta è piovuta anche qualche critica, anche ingiusta forse, però i tifosi sono questi, oggi hanno dimostrato di essere vicino a noi. E ovviamente volete riprendere la marcia dal prossimo turno, no? Sì, 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 adesso lavoriamo, ci riposiamo stasera, ripensiamo a quello che abbiamo combinato e poi pensiamo A, a Sa- domenica. a San Teodoro, tra l'altro un'ex squadra, un po' lontana come Sì, sì, ex. sì, Ti ricordi qualcosa sì, di sì, quel sì, sì, periodo? ho bellissimi ricordi di San Teodoro e fa parte della mia storia calcistica, diciamo, tra virgolette, è un ottimo Che non ambiente. sta terminando questa storia.
ancora no, facciamo qualche Visto chilometro. sì, qualche chilometro continua a farlo. Grazie, ne sono Grazie a tanti te, complimenti. grazie, in bocca grazie al mille, lupo. grazie, buon lavoro.